Giovannetti, un po' di anni prima Pulito Rodriguez difende, ma signori, Fabio Aru, il cavaliere dei Quattro Mori, ha matato il toro, ha matato il Moulin Rouge. Riccardo, accompagnami Fabio, perché Fabio Aru vince la Vuelta in Spagna. Alza le mani per favore, e le alza le mani e ringrazia anche i suoi compagni di squadra. Grande Fabietto, grande Fabietto, grande Fabietto per questa Vuelta. E Fabio Aru vince il suo primo, voglio tenere a precisare, il suo primo grande giro. Fabio Aru porta a casa una Vuelta in Spagna, ha attaccato nelle ultime 3 tappe, troppi attacchi la prima giornata, forse sta di fatto che ci ha provato ieri una tappa in cui Dumoulin lo ha quasi spaventato, ma io credo che l'abbia stuzzicato avere 6 secondi anziché 3. Oggi Fabio Aru, la squadra fanno una tattica perfetta, straordinaria. Fabio Aru è il vincitore e domani è passerella. E c'è tutta la famiglia anche, perché c'era anche ieri la famiglia, il babbo, la mamma, la fidanzata. Abbiamo visto Umberto Vincentini, il massaggiatore, lo vedete con lo zaino, tutti a abbracciare Fabio Aru, ma soprattutto un grande abbraccio a Mikel Landa, che si abbraccia a sua volta con Luis León Sanchez. Un grande lavoro per tutta la squadra, quello che ha fatto e quello che ha detto Alessandro Vanotti oggi, che si poteva anche ritirare perché era pieno di botte, però ha detto no, ci voglio essere, e questo è un grandissimo trionfo. Sentiamo le voci, probabilmente ci diranno qualcosa al volo. La fidanzata l'avevano lasciata fuori, certo, l'avevano lasciata fuori, Fabio ha Aru. chiesto vieni, venga, cavaliere, cavaliere dei Quattro Mori, maglia rossa, ha matato il toro, domani passerella a Madrid, tutti in piedi per Fabio Aru.